continuano a scrivere la nostra compagine come la compagine di centro-destra contro, sempre la parola contro, la compagine di centro-sinistra. Continuano a darmi delle epiteti, a seconda sono o Campagnolo piuttosto che Bruscolino, tutte le offese possibili e immaginabili, perché poi di offese si tratta, gentili o no, ma sempre offese sono. Allora io a tutta questa gente che ha fatto campagna in questo modo e che vive in questo modo, rispondo con un sorriso. Rispondo con un sorriso e dico che non è vero. Non è vero soprattutto che ci sia stato lo scontro tra centro-destra e centro-sinistra. Non è così. La politica in Italia da Venezia potrebbe cambiare. Se qualcuno avrà la pazienza di accorgersi di quello che è successo, fare qualche ragionamento un po' più pacato, un po' più oggettivo, si accorgerebbe che il partito del lavoro, delle persone che vogliono pensare a un piano strategico per il comune di Venezia, che includa tutti, nessuno escluso, neanche quelli che hanno votato persone. Qui non siamo una parte, qui siamo per dei valori, per cui questa è un'elezione valoriale, è un'elezione politica. Di fatto è politica, perché l'altra parte è la seconda parte del partito del no. L'ho detto in tutti i modi, ma questo sui giornali non arriva fuori, perché sembra che non sia chiaro. Insomma, se avete visto le reazioni di qualche soggetto, ultimamente ho visto su Facebook, eccetera, offese, maledizioni, imprecazioni, baluffe, ecco, quel tipo di partito è stato sconfitto. Per cui quello che credo in questa città sia successo è che i cittadini, lontani dalle appartenenze, credo siano pochi che possano dire di avere qualcuno che gli appartiene, e chi pensa di avere voti propri offende gli elettori, che siano di destra, di sinistra, di centro. Cioè nessuno appartiene per nessuno. L'elettore è libero e nel segreto ognuno ha capito ed è fluido, ragiona, pensa e decide. E l'elettore, non vorrei dirlo io che non sono mai stato in politica, ma dopo 40 giorni lo capito, ha ragione. Io mi ero preparato anche un discorso nel caso in cui non avessi vinto, sarei comunque andato ieri sera a Mestre, avrei ringraziato tutta questa gente che sarebbe stata veramente delusa del risultato intendo, ma sono convinto non del percorso che abbiamo fatto. Abbiamo fatto un percorso, se qualcuno vuole provare a rileggere con un po' di oggettività fuori dalla partigianeria, è stato un percorso meraviglioso. Allora io sono partito soltanto perché alle primarie del PD avevano vinto i centri sociali, di fondazione, SEL, c'è un partito organizzato ed è il partito a cui io ascrivo le maggiori responsabilità del blocco economico, del blocco sociale, della paura, del sospetto, della cattiveria, dell'ingiuria, del tanto io ho avuto lo stesso così. Sai quanta gente mi ha detto, so che hai ragione, ma comunque è molto là. Scusate, questa si chiama ottusità a casa mia, dopo io non mi arrabbio, appunto uno del suo voto fa quello che vuole, bene che sia andato a votare se non ha. Però dobbiamo cominciare a riflettere sul fatto perché l'Italia, grande paese, forte industrialmente, piano piano si è fermato. Si è fermato perché avevamo la pancia piena. La pancia piena fa fare e fa dire tante cose. Parla chiunque, di solito parla chi non lavora, perché ha tempo di parlare. E quel parlare, questa comunicazione ormai frastornante sui giornali, sulle televisioni e anche su internet. C'è gente che guarda su internet il significato di una cosa. Ma se chi ha inserito su internet quel significato non è credibile. La persona che lo sta leggendo non ne capisce il significato. Cioè, addirittura viene a essere depositario di una falsità. Per cui la credibilità anche giornalistica, piuttosto che la credibilità della comunicazione, diventa fondamentale. Io penso che in questa campagna elettorale abbiamo diversi piani di lettura su cui varrebbe la pena soffermarsi. Abbiamo fatto una campagna, l'ho detto anche ieri, oggi correttamente sta riportando sui giornali. Io ho pensato e mi sembra che sia stata una campagna elettorale corretta. Ho ringraziato Felice Casson per lo stemming che ha tenuto, spero che anche lui possa fare altrettanto con me, io non l'ho ancora sentito, ma insomma mi auguro che a presto ci sentiamo, anche perché lui è senatore, e mi auguro che, come ha detto, essendo amico di Venezia, continui ad aiutare Venezia, perché non ci deve essere nessuna contrapposizione pregiudiziale. Però dico, provate a guardare, in questa campagna elettorale particolarmente abbiamo fatto tantissimi confronti. Io non mi sono sottratto a niente tranne per motivi di tempo in qualche caso perché si sovrapponevano gli impegni, addirittura dovevo andare a Treviso, a Padova, cioè non ce la facevamo proprio fisicamente di più da fare. Però abbiamo sviluppato, abbiamo sviscerato, abbiamo risposto a tutte le domande, non ci siamo trincerati in misteri. Bene, che cosa è venuto fuori da questa campagna? Che c'era un partito che diceva cosa voleva fare. Noi, Fucsia, Luigi Brugnano, lista che ha vinto le elezioni.
la lista nostra è il primo partito del comune, non facciamo a nascondere questa cosa, perché se no faremo un torto agli elettori che ci hanno votato. Noi abbiamo preso, siamo diventati il primo partito con un premio di maggioranza, non avendo fatto apparentamento, come spiegavo, ma se volete spiego ancora. L'apparentamento lo dite tutto. Il premio di maggioranza lo condividi con gli altri partiti che man mano in qualche modo unisci. Io, siccome questa proposta di apparentamento, di unità, l'avevo fatta a tutti, dalla Lega anche ai renziani, al PD, ancora prima che facessero le primarie, dicendo guardate che la situazione è gravissima, trovate voi anche un candidato, non parlavo di me, ma io, insomma, essendo una persona in questa città che ha dato tanto, esisto, non è che sono uno che ho detto, ma trovare una persona a fronte di quegli scandali, del buco che si era visto, della nomina del commissario, ho detto, ma possibile non si riesce a trovare una soluzione alta, che sia un governo di unità nazionale, in questo caso qua di unità civica? Non è stato possibile, con tutte le logiche che rispetto ovviamente. Il PD perché aveva le sue primarie, ormai Renzi era partito con questa cosa, non gli ha portato tanto bene queste primarie, perché non essendo normate, a Napoli ha fatto venire fuori un magistrato. Chiedete a Napoli se sono contenti o meno del magistrato, non devo dirlo io. A Roma non voglio esprimere giudizi, però quando un sindaco dice se vincerà Casson, perché dico quello che riguarda me, e non dico i problemi di Roma, che ne abbiamo già tanti noi, ma dico, ha detto se vincerà Casson faremo un patto sulla cultura, perché se risolviamo il patto non facciamo, cioè lo facciamo per i veneziani, lo facciamo tra persone così, siamo in amicizia, andiamo al bar a bere onde, cioè non so, c'è poca rispetto istituzionale verso i cittadini, secondo me. Questo è il sindaco di Roma, che non rappresenta evidentemente il PD che sta vincendo e sta governando l'Italia, mi pare evidente. Pisapia, quando è andato ha detto voglio vedere cosa succede all'Expo, ci ha bloccato tutto. C'è ancora che si domanda, adesso hanno riempito la stazione di immigrati per motivi vari, mai sempre in colpa loro, ma questa è la situazione di Milano. Mi sembra che forse anche le primarie, strumento tanto decantato di libertà e di democrazia, forse avrebbe bisogno di un minimo almeno di test, perché così com'è trovi dei gruppi organizzati che vanno militarmente a votare, i gruppi più centristi, più se vuoi moderati, che magari si allontanano, vengono allontanati, anche perché vengono offesi, normalmente. Io sono anni che vengo offeso in questa città. Ma guardate la campagna che hanno fatto tutti i miei dei conflitti di interessi. Allora, il conflitto di interessi, uno ha una terra, l'ho già detto, che su quella terra, parlo dei figli, non ne farò niente. Scusate, ma puoi dare del ladro a uno dopo che ha rubato, non preventivamente. Cioè, se io agisco su una cosa che è di mia proprietà da sindaco, sono in conflitto di interessi, evidentemente. Ma se già dichiaro che ce l'ho, lo dichiaro, è di dominio pubblico, non è una novità. Dichiaro anche che non farò niente su questa cosa. Ma scusate, dov'è il conflitto di interessi? Devi presumere che io, in maniera, diciamo, a quel punto arbitraria e illegittima, poi costruisco qualcosa. Allora sì, dici, allora, sei in conflitto di interessi. Ma se no, scusate, anche solo dare a casa a Venezia. Cioè, uno potrebbe immaginare che si struttura la casa sua, cioè, a quel punto tutti la cartoccia, siamo tutti in conflitto di interessi. Ah no, sapete chi non è in conflitto di interessi? Chi non fa niente, e che non fa niente, che però spende i soldi degli altri, perché questo è il partito del no. C'è gente che sono i parassiti, di fatto sono i parassiti. Mi dispiace dirlo, può essere anche che la gente si offenda, però è molto peggio essere parassita che essere campagnolo. E forse sono meno campagnoli tanti veneziani che si arrogano il fatto di essere della città. Quanti sono andati in mare come ci vado io? Quanti conosco il Lido come lo conosco io? Quanti sanno fare il vetro come lo faccio io? Quanti hanno investito sulla Felice? Quanto ho investito io? Quanti hanno investito su questo sport, in questa cavolo di città? Quanto ho investito io? Chi è più veneziano? Io o questa gentaglia qua? Allora, vogliamo smettere con l'arroganza? Non possiamo cominciare a parlarci in maniera umile, che non vuol dire che io sono meglio, tu sei te, ognuno fa quello che la sua coscienza gli chiede e gli permette. Però credo che adesso sia il momento della verità. Basta con questa arroganza culturale che devo separare la cultura dallo sport, la cultura del lavoro, la cultura dalla gente che vive. Abbiamo separato il carnevale dal popolo, abbiamo separato la mostra del cinema dal popolo, abbiamo separato e stiamo separando la Biennale dal popolo. Sono ottime manifestazioni, sono grandi cose, sono grandi tradizioni. Il remo, abbiamo tolto nei vari tagli, abbiamo tagliato qualche soldarello tra l'altro per i premi e i regatari. Può sembrare una stupidaggine citare questo, invece ti fa capire che non si è capito niente di Venezia. Venezia vive sulla voga e sul remo. Cioè, se voi tagliate le tradizioni, ma state colpendo, ciao Gianangelo, state colpendo in maniera, secondo me, questa sì, ignorante lo dico in senso, se vuoi, anche nobile, di gente che non conosce e non capisce, la cultura addirittura dell'industria turistica. Perché i turisti, ma ve li vedete che vengono a vedere Venezia perché
che ci sono solo i palazzi, i battelli che corrono, che impediscono per la grande, che vietono per la grande. Non è così. Cioè, il turista che vogliamo noi, quello che in qualche modo chiediamo che arrivi a Venezia e invece venga in qualche modo limitato, quel turismo povero e becero, lo chiamiamo così, quello di giornata. Ma quel turismo alto è quel turismo che cerca la residenzialità per un periodo maggiore, da un giorno a 2 giorni, a 3 giorni, a 4 giorni medi. Per poter aumentare questa residenzialità dobbiamo costruire di nuovo una città che è stata ingannata, defraudata, imbrogliata da tutte queste pseudo lotte inutili, perché nessuno fa le manifestazioni perché da 30 anni non ci sono le fognature a Venezia. Non dà fastidio che non ci siano le fognature, dà fastidio che passano nave da oggi a domani. Allora io mi domando qual è la regia che fa partire questo, dove sono i soloni che vengono da fuori, ci danno i consigli di come dobbiamo vivere, però vivono da un'altra parte. E qui vengono soltanto a settembre a fare la vacanzetta e fare la cena che dovrebbe essere di solidarietà, e l'unica solidarietà che fanno è pagarsi il pranzo per loro. Perché di questo si tratta. Ci devono dire adesso al comune, io l'attaccherò sui muri, tutta la gente che fa beneficenza, mi pare di aver scritto e visto articoli sulla cultura enormi, su questi generosi che fanno cene di gala generose. Noi scriveremo perché è bene che i cittadini sappiano tutta questa gente generosa e che diciamo anche dove andranno tutti questi soldi. Io temo che questa lista sarà molto breve, sarà molto lunga quella delle persone che chiedono, con nomi di 3, 4 magari indirizzi, che non scrivono il cognome prima del nome, sicuramente è molto più corretto in questo senso, ma con le mani belle lisce. Ecco, forse sarà il caso che in questa città cominciamo a riportare la cultura del lavoro e della fatica, quella che si fa a mano col ghiaccio d'inverno, quella che si fa in palestra per i ragazzini, quella che si fa quando si nobilitano le persone che abitano in questa città. Cosa che non è stata fatta. I vigili urbani, i dipendenti del comune, in primis il sindaco, devono ringraziare i cittadini tutti i giorni, li devono salutare e ringraziare, perché quei cittadini stanno pagando il comune. Noi siamo al servizio di quei cittadini, dobbiamo cambiare la mentalità qua dentro. Non si tratta di colpevolizzare nessuno, è un cambio di mentalità. Siamo al servizio dei cittadini e questa cosa deve passare, perché se non passa uno va a fare un'altra cosa. Non siamo obbligati per forza a stare insieme, dobbiamo stare insieme se ha senso. E allora quando si fanno le riunioni in spogliatoio a cui voi non avete partecipato, vi garantisco che le cose vengono dette in maniera molto chiara e molto forte. In spogliatoio, adesso ci sono le telecamere, in altri casi non ci saranno le telecamere. Ci dobbiamo dire, scendiamo in campo con la miglior squadra per vincere la partita o pensiamo nella far finta di giocare? E allora per giocare dobbiamo chiedere che ci siano le migliori persone competenti. Io non mi chiedo una persona da dove è originaria, da dove un giocatore arriva, ma guarda se è capace di fare quel ruolo che deve fare, se per quella partita può essere utilizzabile o meno, perché dipende qual è l'avversario con cui giocare. Si chiama spirito competitivo, non è una cosa brutta o cattiva. Essere competitivi non vuol dire prendersela con qualcuno. Alcuni soggetti di questa città mettono soltanto zizzania fra noi, soltanto male lingue, soltanto negatività, soltanto falsità. Dobbiamo invece cominciare noi a dare un esempio diverso, perché abbiamo sulle urne sconfitto questo partito della menzogna, dell'oscurantismo, perché questo è il partito della conservazione, ma quella becera, quella che ci fa andare tutti quanti a picco, quello che non costruisce i posti di lavoro, quello che non dà nessuna speranza per nessuno. Prima, qua da basso, ho trovato un signore e gli ho detto: mi autorizzi a dirlo? Mi dice: sì, tanto no, non lo sa, e qui lo dico, ma non me l'ha autorizzato lui, veneziano, e sono tornato a votare io dopo 34 anni che non andavo a votare. Io ho stretto la mano e non avevo il tempo, volevo venire qua, se non imparavo che la vedo. Questa è una grande risorsa. Adesso che elettore era quello? Era un cittadino che lavorava e che sapeva che purtroppo non valeva la pena andare a votare, lui aveva questa convinzione. Per cui non dobbiamo lamentarci se la gente non va a votare, dobbiamo guadagnarci il rispetto delle persone. Io lavorerò di triplo per guadagnare il rispetto anche di chi non mi ha votato. Basta che ci sia dall'altra parte, da parte, intanto parlo della macchina comunale, almeno lo stesso equilibrio e la stessa umiltà. Perché nelle aziende che sono vituperate di tasse in ogni modo,
Noi lavoriamo per trovare la produttività, per trovare i migliori costi, ma anche i migliori luoghi. Noi un condizionatore così non lo metteremo mai, perché raccogliamo delle risorse, non le sperperiamo e facciamo vivere bene le nostre persone che lavorano da noi. In qualsiasi azienda privata non c'è questa roba qua, te la tirano dietro i lavoratori. Per cui dobbiamo capire che anche le attrezzature, i luoghi di lavoro, tutto quello che serve per lavorare bene, a partire dalla carta igienica per i bagni delle palestre, devono esserci. Sono cose naturali, penso. Qui dentro no, si parla d'altro. E no, adesso parliamo invece di quello che serve al cittadino, lo mettiamo davanti in mezzo, è il nostro obiettivo, la nostra vittoria, il nostro obiettivo. Io sono stato votato per questo, non ho intenzione di fare altro, se non di prendere questa città e farla diventare una città normale. E per questo sono disposto ad allearmi con chiunque, ma alla faccia, alla fine, la responsabilità sarà la mia. E l'obiettivo che ho detto è questo, per cui al di là del colore, se c'è simpatia o non c'è simpatia, è evidente che se facciamo così non cambieremo mai niente. Siccome io sono disposto a tirare la riga e a guardare oltre, guardare avanti, perché per i nostri bambini, tutti i nostri bambini, per quei bambini noi abbiamo il dovere morale di dare un progetto di futuro per questo popolo, per questa città, per queste città, perché a Pellestrina non c'è un pronto soccorso, perché a Burano non c'è la possibilità di mettere un battello per andare a Pesera, vicino a Pesera, perché non si riesce a scavare 200 metri di canaletta, perché non si sa chi deve scavare, sappiamo una draga e devo scavare. Sta storia dei fanghi del canale Vittorio Emanuele, anche lì, sempre sospetti e paure, che sia roba che resterà in circo per 30 anni, perché no 40? Tanto basta aprire la bocca e parlare, no? A vanvera. Poi la gente giustamente dice, cos'è questa roba? Ma sei pericoloso. E la gente si impaurisce di tutto. Allora abbiamo paura della torre del Cadè, abbiamo avuto paura come si chiama, di Zamparini. Ciò, quello lì che fa sul supermercato. Allora andare via. Cioè, il Pulitzer, cioè noi vinceremo il premio per i geni. Questa è storia di tutti i giorni, fatta da tutti. Cioè, non è che io scarico le responsabilità su qualcuno. Dico, non si può tirare una linea e guardare avanti. Ecco, io penso che questa nostra sfida, perché non abbiamo vinto proprio niente, noi semplicemente abbiamo assunto una responsabilità enorme, senza nessun vantaggio evidentemente, ma lo facciamo per generosità e vogliamo e chiediamo il contributo di tutti. Dopo adesso ci saranno sicuramente delle domande maliziose, vediamo se mettiamo uno contro l'altro, ma quello c'è, i nomi, sicuramente c'è questo livello è il livello che riusciamo a esprimere. Vediamo se c'è anche un livello superiore. Cosa riusciamo a fare entro Natale? Cosa le persone che sono a votare, che fuori per la strada si aspettano di vedere qualcosa di nuovo? Possiamo pensare che non si vendano più le borse contraffatte, che sia quel tipo di commercio illegale che denunciamo da 20 anni almeno? Possiamo provare a stroncarlo con un po' di fermezza, ma con l'accordo di tutti, senza pensare che perché viene tirato uno allora quel punto si sta facendo una violenza. Quello sta vendendo una borsa contraffatta, lui è l'ultimo anello di una situazione di illegalità, di un'industria illegale. Quella borsa viene fatta in altri laboratori, probabilmente anche in Italia, non è che sia per forza all'estero, dove non si applica il diritto del lavoro. Quel lavoro cattivo uccide il lavoro buono. Allora vogliamo la 13ª, la 14ª, l'INPS, l'INAIL, tutta la pensione, lo vogliamo, siamo d'accordo? E allora abbiamo portato il lavoro temporaneo in Italia, legge Treu, professor D'Antona, ammazzato dalle Brigate Rosse, per portare una cosa che in Olanda, in Inghilterra, in Germania, in America, c'è dagli anni 50, ed è il peggior nemico quel lavoro, che è un lavoro totalmente legale, che sconfigge l'illegalità e il caporalato. Per forza le Brigate Rosse hanno sparato al professor D'Antona, che non era un estremista di destra o di sinistra, era di sinistra, ma non era un estremista, era un riflessivo, un professore che studiava come facevano nel mondo, come faceva Venezia una volta, si andava in giro, si portavano qua le cose migliori che si trovavano, altri venivano qua e le portavano in giro per il mondo. Noi altri invece qua siamo buoni di copiare le sue robe e sbagliare, perché ci ascoltiamo e accontentiamo di gentaglia che non fa niente tutta la vita, non hanno credibilità per parlare questi qui, possono parlare perché la libertà è questa, ma le persone che ascoltano, i bambini, dobbiamo attrezzarli culturalmente per saper decidere e scegliere quale è la moneta buona e quella cattiva. Poi è arrivato, e questo era il governo Treu,
Poi è arrivato il governo di centrodestra, il ministro Sacconi, è stato ampliato il ruolo delle agenzie interinali ad agenzia per il lavoro, cioè per tutelare ancora di più il lavoratore. Outplacement, che vuol dire accompagnamento dopo licenziamento, vuol dire formazione, cioè tutto in capo a un'agenzia. Se volete ve lo spiego fino a domani mattina. La realtà è che questa roba qua è il massimo del contrasto al lavoro illegale, tant'è che le critiche arrivavano da Benassi. Il professor Biagi è stato ammazzato alle Brigate Rosse. Adesso il governo Renzi, continuando sulla strada delle riforme, voglio sottolineare che tutte queste riforme arrivano dal mondo del lavoro, Confcommercio, Confcooperative, Confindustria, che hanno appoggiato sempre in maniera trasversale e governativa queste. Lo so perché ero presidente di Confindustria Venezia e sono stato presidente, ero fino all'altro giorno nell'esecutivo insieme con Cosquinzi a Roma, per cui conosco bene queste cose. E per cui queste relazioni ce le abbiamo, non serve che andiamo a strombazzare, che c'è uno che si arriva e si propone per far che. Allora, noi Perotti, si arriva, è genere da lampada. Ce la facciamo anche lo stesso a trovare. Abbiamo fatto il job act perché c'erano ultime sacche di illegalità, che erano questi cocopro continuati e reiterati, dove queste persone non si trovavano la pensione alla fine. E allora Renzi, insieme col governo, ha detto, stabilizziamole. Facciamo dentro, hanno tolto l'articolo 18, invece che dire ti assumo un mese, poi ti licenzio, ti assumo un mese, ti assumo sempre, però se non mi servi ti lascio a casa. Siccome non è ancora successo di gente licenziata, ma invece è stata assunta, governo Renzi, ok? Per cui proviamo anche a vedere le cose trasversalmente, non sempre con un'ottica di parte. Dopodiché oggi leggo sul giornale che le agenzie per il lavoro prendono una provvigione anche dal lavoratore. Se è vietata dalla legge, non si può fare, non è vero. Allora dobbiamo informarsi, è una roba seria, è grave dire una roba così. È sbagliato, non si può essere pensapochisti. Quello che sto cercando di spiegare è la stessa roba di Maria Crociera, è tutto così, tutto a caso, uno si inventa la mattina, scrive la lettera sul giornale, Stato, se neanche sapete, c'è scritto la pubblica, e uno la ese. Cioè, c'è scritto qua, c'è scritto comandante, c'è scritto intelligente, c'è scritto professore magari non si capisce di musica magari. Qua scrivono tutti di tutto, ma può essere che siamo un po' trasparenti, un po' seri, ma ascoltiamo tutti. Poi dobbiamo dire delle cose vere e poi non possiamo mettere sempre tutto in discussione in 10 minuti perché non siamo seri. Questa città, se non prende gli impegni duraturi nel tempo, la marittima non è che l'ho fatta io, col seno del poi magari uno potrebbe pensare di fare un'altra roba, è come se gira di cioè è così presentare, no? Cioè non è che tutto poi, bisogna essere seri. Allora quel porto è un porto dove c'è stato da sempre, se vi ricordate c'era l'Adriatica di navigazione. L'Adriatica era la compagnia veneziana, siamo riusciti a distruggere anche questa, perché continuiamo a dare ai politicanti queste robe, invece bisogna dare a degli imprenditori, a delle persone che intraprendono, vuol dire che ci mettono il loro coraggio e anche i loro soldi, non li chiedono allo Stato, così siete voi tutti. Bisogna immaginare un'economia che non sia assistita, la città può essere assistita. Certe spese della città dovranno essere assistite, la gestione del Mose dovrà essere assolutamente data in capo allo Stato come costo, o comunque qualcuno deve spiegarci dove vengono fuori i soldi. Ma adesso dobbiamo essere noi a pretendere che il Mose deve funzionare. Noi dobbiamo vedere se i pennelli a mare sono sufficienti o se forse qualcuno va allungato, perché mi dicono che stanno creando delle correnti. Adesso andremo a vedere, io sono 83 giorni che sono in politica, ma di tutta sta gente fissoloni, nessuno si è accorto di niente, o tutto o niente, ma tante volte nella vita ci può anche essere piuttosto, ci si può anche provare a vedere, a capire. Io il Mose, visto che siamo in questa situazione, c'è 30 anni che ragiona il Mose, nessuno sa mai niente. E adesso scarichiamo tutto quanto sul fatto che hanno rubato. Cioè chi ruba questi qua? È chiaro perché ho fatto per tutto. La domanda è, ma le opere, detto che non si deve rubare c'è la magistratura è intervenuta e interverrà. Ma il Mose è un'opera di ingegneria. Dobbiamo andare a chiedere come dobbiamo farla funzionare, dobbiamo chiedere agli ingegneri, chiediamo qual è il tempo, i modi, le forme. Da quello che so io, deve essere utilizzata 5-6 volte all'anno, non di più, 7, perché sennò c'è l'elettrificazione della laguna. Non sappiamo i cassoni come funzionano, ci dicono che spostano di anno in anno, non con l'auto. Perché se noi continuiamo a creare confusione in questa città, qualcuno se ne approfitta e distrae i finanziamenti su altri capitoli di spesa. Perché va, finché ne sia d'accordo, porta da un'altra parte. Cioè, invece che finire i lavori che dobbiamo fare, al Lido non si prende il wifi, non si prende la linea certe volte. No, da un'altra parte, nelle isole, e in certi posti anche delle banchiere non viva a fibra ottica. Cioè c'è la dorsale, ma non si accorrerà.
Dici, ma adesso fatto vedere, bisogna far vedere tutte quante le linee dove sono, ci sono le linee, state fatte le cose incommiabili dalle amministrazioni precedenti, non si può dire che è tutto brutto, tutto sbagliato, è un'amministrazione, bisogna riprendere, ci teniamo le cose buone. Parco San Giuliano è una bellissima cosa, altra idea mitica era il Parco Monazzani, purtroppo era una bella idea, ottima, io la sottoscrivo in pieno, ma non l'hanno fatta, cioè non sono riusciti a finirla. Poi adesso andiamo a vedere perché, presumo perché sono finiti i fondi dello scavo di canali. E allora, se tanto dobbiamo allargare il canale Vittorio Emanuele e lo Stato probabilmente ci darà le risorse, perché se una volta tanto fossimo uniti, adesso saremo uniti perché siamo andati addirittura alle elezioni, diciamo che quella è la via che noi proponiamo. Sarà adesso l'ingegnere a valutare come farla. Molto probabilmente quei fanghi potrebbero essere utilizzabili, i costi di quei fanghi potrebbero essere utilizzabili, tanto li caveremo da sotto, lo faremo come lo strufo che fa finta di niente, lo mettiamo al Monazzani e chiudiamo il parco. Così abbiamo almeno finiamo un'opera, come la storia del tram. Non faccio parlare Morato su cosa pensa del tram, perché comincia a dire parolacce, però adesso il tram c'è, dobbiamo lavorare perché funzioni. Se ci sono delle cose, dei momenti, punti di insicurezza, di pericolo, abbiamo già visti, ci mettiamo tutti quanti con calma e cerchiamo di risolverli. O dobbiamo fare campagna elettorale tutti i giorni, c'è colpa di questo, dell'altro. Ci assumiamo. Niente, io lavoro. Allora ecco, cioè, quello che io cerco di dire è che vengo qua con grande unità, abbiamo vinto le elezioni, i consiglieri che abbiamo preso, la mia lista, prende 17 consiglieri più il voto del sindaco fa 18, su 36 consiglieri comunali. Secondo voi io sono schiavo dei partiti? Cioè, da cosa si può vincere questo? Però questo è quello che passa. Io credo invece che stia passando una politica diversa, fatta da gente generosa, in questo caso generosa, che ha anteposto il proprio interesse, l'interesse collettivo, e ha capito, forse più di altri anche nella sostanza, che doveva fare un passo indietro. E ha fatto un passo indietro, perché parlare di passo a me è forse che fa un passo indietro, perché io non ho mai avuto una tessera, per cui questa cosa è di tutta evidenza, non si può nascondere questo, non è che uno è buono e cattivo, forse la crisi allora ha insegnato qualcosa, chissà che insegna qualcosa, sta sconfitta anche qualcun altro. Se ci sediamo qua sui banchi di questo consiglio comunale, speriamo di fare qualche decisione all'unanimità, sarebbe bello, non è necessario per forza dividersi. Se facciamo una cosa che è nell'interesse di tutti, la gente ci chiede sicurezza, ci chiede che togliamo la gente che vomita, che si ubriaca, che fa l'accattonaggio molesto professionale, che si insegue in certe situazioni anche di condomini e non va più via. Questa cosa qua ce l'hanno chiesta i cittadini e io rispetterò la volontà dei cittadini. E allora la polizia municipale, i dipendenti, ai carabinieri, al prefetto, alla questura, ai carabinieri, vi chiederemo, ragazzi, ci date una mano. Non andiamo più a misurare la tendina del commerciante, una cassetta di frutta di 5 metri o quella signora che è in town di 5 minuti su una striscia blu. E comunque che avremo via da destra, che è una fetenzia, compreso tutto la baradana della ZTL, che è nata con una giusta motivazione. Quella volta quando l'hanno messa la ZTL non c'era il passante, per cui la gente tagliava per il centro di destra e creava un baito incredibile, un casotto incredibile, un traffico assurdo e inquinamento. Per cui si è pensato per tempo di mettere delle telecamere e chiudere il traffico soltanto per i residenti. Per cui l'origine non è sbagliata, bisogna saperla anche contestualizzare le decisioni. Adesso non ha senso, adesso stanno morendo i negozi, anche tanti sono già morti, il tram ci ha dato la botta finale, poi ci si mette in qualche pista ciclabile, con momenti altri così, quelli di via Trieste, con la gente che fa le manifestazioni, per dirti non farmi il muletto, e questi fanno il muletto, e dopo vedi che c'è un bilancio disastrato. Hanno chiesto, non scavate Riviera 20 settembre. È chiaro che adesso noi dobbiamo parlare con l'azienda e cercare di trovare una transazione in qualche modo, ma là non va scavato. Ma se hanno fatto la fiacolata per non scavare, il pezzo che hanno già scavato è costato non so quanti milioni. E vengono sui topi e sono andati a mangiare l'oro nella chiesa. Appunto sempre che a fallire ne mangiare. Io adesso è stato topo, volevano adesso i cittadini hanno detto basta, fermati, basta, sta a riposo un attimo. Non c'è, secondo me, l'analisi politica andare a vedere se il PD c'è andato, chi non è andato a votare, i grillini, come se fossero blocchi che votano all'ammasso. Non è così. La gente pensa, ragiona, si confronta. Il dato che al ballottaggio ci sia un 10% in meno di votazioni, noi l'avevamo assolutamente previsto, perché in tutte le serie storiche, in tutte le elezioni comunali al ballottaggio c'è il 10% in meno. Non è successo proprio niente.
semplicemente che ha perso. Semplice, come la partita. Ciao, ti do la mano, appena l'occasione lo faccio e si riparte con un'altra avventura. Magari ci si allena meglio, noi ci rafforziamo come squadra e tentiamo di vincere il prossimo campionato.